Buonasera a tutti, siamo in terra pintada, che la visita viene sempre un pacchetto in ritardo, ma vi spiegando tutto non resesso, però tanto poi giocamo del ragionare, lo potremo ragionare vinascomo, che terra pintada danno un contributo metamanno, ossia da tutti i punti di vista, dal punto di vista culturale, di attrattività, insomma, e quindi non possiamo lasciare in esecuzione certo una occasione di questo tipo di terra pintata. Ecco Robert, oggi in questa occasione si è fatto una dimostrazione, si è fatto in modo tale che uno iscata come nasciti una ceramica, insomma una porcellana. Sì, abbiamo fatto della dimostrazione di lavorazione su tornio e spieghiamo come appunto nasce un oggetto, cioè appartiene a terra, come si modella, che le sono fasi di lavorazione, no? Quindi di situazione, la cottura, eccetera, eccetera. E spieghiamo qual è il processo, il tempo che bicchiere nel processo, che sono lungo, no? E quindi cerchiamo di spiegare assente, di trasmettere l'essenza poi che sia di un lavoro artigiano, che sia sul tempo lento, che non è il tempo veloce dell'industria. E quindi in questa occasione servono l'insalspo che la gente non danno per scontato che la gente iscata, invece abbiamo essere ignorata. Lui è fatto, la gente. E pare che picchiata nuda per l'uaca, no? Invece che hanno questo che è fatto, è il brutto del suo lavoro di Sarmano, di una persona, la gente deve iscrivere, deve comprendere che la cosa più importante è che sul tempo che questo artigiano basta a posto al polluacchio. E quindi noi cerchiamo di trasmettere questo che per vedere gli oggetti, la bravura nostra, che è cosa esatto, che potete essere sindacabile o meno. E uno ne può trattare del plus o del manco, della bravura. Non è scusi, guardate, a noi non interessa di più di trasmettere proprio il senso del suo lavoro artigiano, cioè qual è il spirito più giusto per comprendere un lavoro di artigiano, insomma, ecco. E quindi questa occasione serve che ha bisogno di metà sente, quindi consente bisogno di più sente comunicare, dove si va a comunicare questo sentimento, questo concetto, mentre se no che ne si diffonde una. Quindi andiamo a essere un'operazione che chiamiamo di divulgazione di cultura artigiana, insomma. Una didattica, pure uno iscritti, cioè, mentre prima non li iscritta a Saina e poi dopo questa dimostrazione iscritti una cosa in proso. Esatto, quindi diffondere la cultura artigiana che renare dai dare di questo. Non tanto a servire il lavoro che abbiamo noi, perché questo lavoro che abbiamo noi potete essere bello, brutto, o meno, ma questa è una cosa soggettiva. Questo lavoro che abbiamo noi lo abbiamo tanto dato dall'artigiano, ma la filosofia, il concetto è sempre su Mattesi, insomma, ecco. E poi non è che era solo altro soggetto, insomma, sul pezzo, che era pure passato. Esattamente, quindi basta, noi andiamo in principio basta un ragionamento e un peso, una progettazione, no? Quindi sul processo creativo basta partire da questa progettazione e poi da questa realizzazione, popolare questa realizzazione. Con ad esempio prova a che i prodotti poi andano bene, cambia, modifica, insomma, quindi tutto questo processo, tutto questo iter ha che parte della progettualità dei soggetti. Insomma. Poi bisogna so scolore, dai te nasce so scolore. Lo scolore questo è una questione di sensibilità personale, no? Ovviamente poi abbiamo separiamo un certo scolore che pensiamo che riescono a trasmettere certo sentimento che il soggetto gli sembra bene, a tirare via ne separiamo usate o ne separiamo di usare una certa argilla, una certa terra, magari essere più chiara, più scura, insomma, in base al suo contesto che deve tannare. Ecco. Ma esiste una cultura colorifica della porcellana, della ceramica? Della ceramica? No, vabbè, vabbè, chi non si distingue, personalmente con dei laboratori è l'uso del colore in tinta piatta, no? Pittura che è decorazione,
noi non facciamo oggetti decorati, ma lavoriamo specialmente per le forme pure e smaltate in colore piatto, un piatto di silenzio che non batta decorazione. Però questa è una caratteristica del lavoro nostro, insomma, è artigiano che ne ha di scelta, ma questo si basa questa formazione e questa espressività di cada uno, insomma. Ma batta qualche collegamento che sa ceramica, mosanare storica, tennisco greca. No, l'ispirazione nostra, adesso il lavoro nostro, dopo che a livello cromatico si riferisce alla sua cultura materiale sarda, ma in generale, in senso generale. Penso che noi siamo ispirati dalla sua conquista, dalla sua conca, gli Ottianelli per esempio, di Civetta, fino in Campidano, e abbiamo creato una ciotola nostra ispirata ai Cuscia per esempio, non tanto a livello coloristico, cromatico, ma a livello proprio di forma, personalizzarla poi in maniera di tenerla più che nostro sente le oie, no? In maniera contemporanea, quindi in questa maniera attualizzando questo linguaggio formale, però l'esso che si usa di questo anno, cioè questa contemporaneità. Ecco, quando Terra Pintata ha contribuito pure per questa camminera dell'identità, ha contribuito a queste che battopera, che sono, ma non solo, ma pure il monumento di per sé, lo totem sono originato in Terra Pintata. Sì, esattamente. Sì, è stato un lavoro molto interessante, molto impegnativo, però molto bello, ed è stato molto interessante il processo di tutto questo lavoro, che è stato un lavoro atto a più livello, no? Dai testo, dalla sua opera, dalla sua fotografia, però tutto questo è nascito in riunioni che arreiano tra noi, tra tutte queste persone che si sono create, hanno contribuito, insomma. Poi da parte nostra abbiamo fatto due totem iniziazione di Sanzelo in Piazza Nova e poi tutta una serie di opere e dei gioielli che sono disseminati sui centri storici. E noi in qualche maniera abbiamo interpretato questa la tematica del suo percorso, del suo cammino. E quindi di volta in volta adesso abbiamo pastorizia, mondo pastorizia, Massario, eccetera. Pastore, e in cui abbiamo esposto su Zonazzo e poi questa spicca, però questa spicca che sono zona Cossazzo, no, Zonazzo e le spicca che sono però spicca su Prademonte, la chiamiamo marcare il fatto che l'agricoltura in questa zona non è una cosa metta sacrificata, certo. Sacrificata, e quindi abbiamo associato gli spicca a su monte, poi in fondo il territorio nostro sono retaglio, insomma, ecco. Costretto a seminare l'ultimo canto due terreno. Sì. E poi non batte una separazione netta tra i due mondi, ma infatti a un certo punto ci sono 6 spicca che hanno una via adesso. Batte una continuità. Sì, che comunque in questa zona nostra non batte una separazione netta tra un mondo e esatto. E poi abbiamo fatto come ti viene in mente in Piazza Creia per esempio, in già è data si conta della festa, insomma che hanno in cure. Noi abbiamo giù a un gionette in ceramica. Pro ammentare, certo, il clima sai, sta che è legato alla musica e alla sua zonetta, insomma. Il zonetta che è l'emblema della essa, no? Il ballo. Il ballo, ovviamente. Però la cosa interessante, che perlomeno a noi non spiega è che abbiamo pensato questo cammino, che viene una sorta di via crucis laica. Ecco. Penso che bisogna questa distrazione, sì? Noi abbiamo bisogno di togliere, abbiamo fatta vera e propria edicola. No? Poi sto incastonata adesso. Invece di essere Susantu, veste l'opera in ceramica che rappresenta questo canto del cammino. E quindi il soggetto, oppure il soggetto, noi si siede a pompiata la fotografia o è ascoltata su conto che veste descritto. Che su QR. Quindi noi l'abbiamo speciato in questo senso, no? Quindi che sia un cammino, un itinerario, una via crucis, che una
passo per passo a scoprire la Ida nostra e lo stronzo della Ida, insomma. No, bella questa cosa che conta un'istoria che se no non te la conta nessuno, insomma, oppure la intende gai occasionalmente. Sì, non era troppo, Invece uno, ecco, che Michele Hacker sa camminare di identità in bici, si la poteva fare, andata stazione poi stazione e iscritti in un bestia, insomma. E poi è un progetto aperto, penso che mi sa come abbiamo riuscito a fare scusso, però non è stancato, assolutamente no, quindi è possibile che magari aggiunta, miglioria, eccetera, eccetera. Chissà già, di che cosa con la abbiamo che non essere hanno regolata, no, che ad ogni cosa, insomma, noi schienassi perfetta. Perfetta diretta. Quindi gli batta per che sbaglio, non da andare alla correzione. Visto che sta in cammino, la gressa sta in cammino. Il cammino la consagare. La consagare. Esattamente. Bene Robert, complimenti per tutta questa bella scuola, scriversi il facchen, per rappresentare una risorsa di questa ida e poi ne diamo il merito. Grazie. A me vedere. Ciao ciao.